Buone notizie per riqualificare la zona di Santa Croce e i condoni edilizi che fanno respirare le casse del comune. Atteso per oggi l'incarico del presidente Mattarella per il nuovo governo a guida Meloni. Da Palermo a Porto Empedocle, viaggio sul treno storico domenica 6 novembre. L'Acragas domani a Palermo. Buongiorno da TV Notizie. Per riqualificare il centro storico di Agrigento arriva un importante finanziamento. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Recuperate 35 unità abitative nel rione Santa Croce per un importo di 4.900.000 euro a distanza di 10 mesi dalla presentazione del progetto avvenuto lo scorso 18 ottobre 2021 è stato notificato al Comune e all'assessorato regionale delle infrastrutture e Dipartimento Mobilità e Trasporti il finanziamento per gli interventi di verifica, ristrutturazione, adeguamento sismico e miglioramento energetico di 35 immobili di proprietà comunale ricadenti nel quartiere di Santa Croce che versano in condizione precaria. L'importo del finanziamento ottenuto dal progetto è di circa 4.900.000 euro. Gli immobili interessati sono ubicati in piazza Chiesa, Santa Croce, via Santa Croce, via Alletto, via Gravano, via Recinto Blati, via Zuppardo, via Balli 2, via Marsala, via Orti Nuovi, via Santa Marta, Cortile Baronello e via Garibaldi. Come amministrazione, in particolare con il mio assessorato all'edilizia pubblica e privata, in una nota stampa spiega l'assessore Gerlando Principato, stiamo tentando in tutti i modi di invertire il processo di degrado e svuotamento del centro storico, favorendo il recupero di singole unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, con interventi finalizzati a creare abitazioni unicamente più sicure e anche sismicamente ed energicamente più efficienti, meno inquinanti, a salvaguardia dei volumi edificati e della memoria materiale. Intanto, sempre da parte dell'assessore Principato, in materia di edilizia urbana apprendiamo come si sia attestato a più di 330.000 euro la cifra degli incassi accertati dalla riscossione dei condoni edilizi e dai permessi di costruire nel terzo trimestre di quest'anno. Nel dettaglio, spiega l'assessore Principato, sono stati incassati 251.420,83 euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi e 85.148 euro per i permessi di costruire. Nel 2022, continua Principato, abbiamo attestato un incasso complessivo di 807.389,98 euro dalla riscossione dei condoni edifici e 464.702,40 euro per i permessi di costruire. Numeri importanti per il nostro bilancio, continua il sindaco Miccichè, che affermano come il lavoro svolto dal settore condoni e permessi di costruire del settore quinto in questi 2 anni di amministrazione sia notevolmente aumentato. Fintanto che queste pratiche non sono regolarizzate, rappresentano un freno al mercato, spiega l'assessore Principato, sia perché bloccano le compravendite e soprattutto perché sono di ostacolo alle iniziative per la rigenerazione urbana del territorio. Dall'avvio dell'amministrazione Miccichè, novembre 2020, a oggi, continua Principato, sono stati incassati circa 2 milioni di euro dalla riscossione dei condoni edilizi e 1.700.000 euro per i permessi di costruire. Decisa la chiusura all'1 di notte dei locali ad Agrigento per contrastare i balordi, ma così si condannano soltanto i commercianti, facendo tornare Agrigento molto indietro. Ad Agrigento praticamente si torna indietro, ai dolorosi tempi della pandemia. Viene letta così la decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di fissare all'1 di notte l'orario di chiusura dei locali. È questo infatti il provvedimento che fa discutere parecchio e che rappresenta per molti una mazzata per i titolari dei locali che pagano già per i tempi di crisi dovuta alla situazione sanitaria. Se da un lato bisogna ringraziare le istituzioni per avere preso in considerazione la grave situazione dell'ordine pubblico in città nei fine settimana, con le scene che conosciamo, dall'altro lato non si può però accettare a cuor leggero la decisione presa, quella di far chiudere i battenti all'1 di notte.
perché ad essere colpito sarebbe solo il commercio, mentre i farabutti continueranno sicuramente a stare per strada, a fare baldoria e violare le norme del vivere civile. Ecco, per tutelare i cittadini e rendere la città vivibile a qualsiasi ora del giorno bisogna fermare i facinorosi che escono di casa per fare solo danno. Pugno duro assolutamente, ma non all'indirizzo dei commercianti che con la decisione presa in prefettura sarebbero gli unici a pagare il conto che già è salato. Ben vengano i provvedimenti, ad esempio contro la sosta selvaggia, e si lavori anche per mettere le forze dell'ordine al riparo dai balordi di turno. I poliziotti, insomma, devono essere messi nelle condizioni di tutelarsi anche loro. Questo bisogna fare soprattutto, evitando di ricacciare Agrigento ai tempi bui che si vorrebbero scordare per sempre. Il presidente della regione Renato Schifani a Fiera Didacta Sicilia nel Catanese. Vediamo. Si è aperta negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Mister Bianco la prima edizione della Fiera Didacta Italia edizione siciliana, il più importante, dedicato all'innovazione didattica organizzata dalla Fiera Didattica Italia con la collaborazione e il sostegno della regione siciliana. La manifestazione è dedicata a Mario Lodi nel centenario della nascita e rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione, nido, scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ad aziende addette al lavoro. All'inaugurazione è intervenuto anche il presidente della regione Renato Schifani, che ha affermato come bisogna cogliere la sfida della innovazione. La fiera continuerà oggi 21 ottobre con diversi programmi e sabato 22 ottobre dalle 11 in poi il Dipartimento della Fondazione Formazione Professionale gestirà un evento dal tema l'importanza della ricerca scientifica per l'innovazione aziendale e lo sviluppo del territorio. Che accoglie una sfida, quella dell'innovazione didattica nel mondo dell'istruzione, nel mondo della professionalità, che parte quindi dalla scuola materna sino al mondo delle professioni, al mondo delle scuole superiori, dell'università stessa. Occorre cogliere questa sfida, è una sfida che ci pone in un campo in cui la specializzazione, la professionalità è sempre più una meta ambita dai vari competitors in un mondo di globalizzazione didattico, professionale, industriale, telematico. E quindi il saluto della Regione è un saluto veramente di buon lavoro, che si accompagna anche ad un appello che troverete sostanzialmente all'interno della fiera, il ricordo di Falcone e Borsellino, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. All'interno di questo stand troverete una rassegna fotografica di due grandi uomini che hanno dato un segnale, lasciano un segnale perenne a tutti i giovani. La Regione Sicilia ci sarà sempre al fianco dei giovani, sarà sempre al fianco di quelli che sono i principi della innovazione didattica, un tema al quale non possiamo essere secondi in relazione ad altre esigenze della nostra vita sociale. Abbiamo appena avuto approvato il nuovo programma 21-27 del Fondo Sociale Europeo, che prevede una quantità di risorse pari al doppio rispetto all'attuale periodo di programmazione, quindi importanti risorse per importanti obiettivi da raggiungere. Prima fra tutti la lotta contro la dispersione scolastica, importanti risorse per l'obbligo formativo, ma anche per l'alta formazione, per le borse di specializzazione medica, per i dottorati di ricerca, per gli assegni di ricerca, per i ricercatori a tempo determinato. Anche però un importante investimento per l'ITS e anche per i nostri istituti scolastici, soprattutto mirato a legare molto di più la formazione con il mondo del lavoro. Stiamo lavorando sull'aggiornamento del repertorio delle qualifiche in modo tale da indirizzare l'attività formativa sia dell'ITS sia degli enti di formazione verso quei settori dove c'è effettivamente domanda di lavoro, in modo tale da garantire ai nostri giovani che frequentano i corsi di formazione il 100% di occupazione. Gli agricoltori agrigentini adesso attendono risposte dal governo dopo la protesta a Canicattì dei sindaci.
Stamattina, Sindaco, questa forma di protesta sua e dei colleghi, siete stati nelle campagne del Canicattinese e stasera c'è un altro importante appuntamento, questo collegamento con Mazzarrone per un documento unico che porti allo stato di crisi del settore. Allora, dopo aver appreso anche veramente il grido d'allarme da parte degli agricoltori e produttori del territorio non solo dei Canicattì ma di chi fa capo oggi all'IGP dell'Uvetale dei Canicattì, che sono 24 comuni, però in sinergia col comune di Mazzarrone, che sono là pure in IGP e sono 7 comuni che fanno capo a quella zona, siamo addivenuti anche a un momento non di protesta, perché di protesta si parla, ma una protesta democratica, dove noi abbiamo voluto evidenziare quali sono le criticità che in questo momento stanno attanagliando la problematica non solo dell'Uvetalia, ma si deve parlare anche dell'agroalimentare in generale. Però nella fattispecie la problematica più importante e più seria in questo momento è l'Uvetalia, non solo dell'IGP dell'Uvetalia dei Canicattì, ma credo anche di Mazzarrone, dove noi abbiamo delle difficoltà anche per venderla, perché dico non può essere che oggi quel produttore, il commerciante compra a 35,40 e poi la grande distribuzione la vende all'incirca 8 euro direttamente nella zona del nord, e ciò dimostra il fatto perché in questo momento poi sta andando malissimo, anche perché dico con le intemperie, con la nebbia è andata distrutta anche molto quantitativo di uva, dove in questo momento sono in ginocchio tutti i produttori del nostro territorio, perché se al momento in cui si parla che viene meno questa situazione dell'Uvetalia significa perdere 15.000 posti di lavoro nell'arco di un anno, cioè significa che noi andremo a perdere la bellezza di 300-400 milioni di euro di perdite che possono avere oggi sia i produttori che i commercianti, e per cui dico noi tutti insieme possiamo fare un documento con delle delibere di giunta, perché ci sarà una delibera di giunta tipo che deve essere fatta dal comune di Canicattì, che poi tutti gli altri comuni si aggregheranno, e noi così com'è chiederemo lo stato di calamità e lo stato di crisi direttamente sia a livello regionale, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, perché credo che ci sono oggi le condizioni di chiedere questo momento di calamità, perché la situazione veramente è critica, e per cui noi dobbiamo essere vicini ai nostri produttori, perché se si perde questo perdiamo tutto. Onorevole Pace, stasera qui a Canicattì si parla di problemi di agricoltura, purtroppo interessano non solo questa città, il comprensorio del Riberese, dell'Icatese, della Sicilia intera. Ancora non c'è un governo regionale, ma quali potrebbero essere secondo lei le soluzioni, anche visto il suo passato da sindaco di Ribera? Abbiamo iniziato settimane fa nel versante occidentale con le manifestazioni del comparto olivicolo. Oggi stiamo proseguendo nel versante orientale, quindi qua a Canicattì per quanto riguarda l'Uvetalia, e prossimamente probabilmente passeremo nel versante riberese con la crisi del comparto agrumicolo con le arance. È un momentaccio dal punto di vista internazionale per le cose che è inutile ripetere, con i costi elevati alla produzione, ma soprattutto con un prezzo che non riesce più a salire per quanto riguarda le nostre produzioni, anche se pregiate come l'uva Italia, che nonostante l'inflazione sta aumentando tutto tranne che il valore delle nostre produzioni. Quindi la mia testimonianza, che non è soltanto quella mia ma del partito che rappresento, è che non appena insediati, perché non siamo ancora insediati, non appena insediati sentiremo gli agricoltori, i sindaci, i consiglieri comunali, soprattutto le organizzazioni di categoria, per portare nelle sedi opportune le istanze, ma soprattutto per riportare nei territori probabilmente anche delle risposte che gli agricoltori meritano, anche perché se non arrivano le risposte in termini economici non facciamo fatica a immaginare che prima o poi qualcuno inizierà anche a estirpare i vigneti, inizierà a estirpare gli oliveti, e quindi si procederà in una velocissima recessione che dobbiamo evitare. Siamo qua a partecipare ed è importante, perché riteniamo, così come per tante altre cose, anche dal punto di vista del settore agricolo, bisogna far rete. Allora sono stato invitato, ho voluto partecipare, anche noi facciamo parte di questo consorzio di comuni, sono in tutto 24 comuni, e quindi è giusto partecipare, perché ripeto, bisogna far rete, bisogna far sentire, alzare la propria voce, perché purtroppo è un momento di crisi, e la crisi va risolta se tutti insieme non solo protestiamo, ma dimostriamo con atti concreti
le problematiche esiste, e quindi il nostro coinvolgimento è quello di coinvolgere principalmente non solo le amministrazioni ma anche i consigli comunali. Io ritengo che bisogna fare un atto comune per poi andare a livello centrale, quindi nelle istituzioni a livello regionale, a livello nazionale, per porre quelle che sono le problematiche e cercare la soluzione. Ecco Sindaco, qual è brevemente la situazione attualmente nel suo comune? Sì, la situazione nel nostro comune è come in tutti gli altri comuni in cui c'è questa difficoltà della mettere in campo il prodotto, quindi nelle piazzare il prodotto, così come si vuol dire. Quindi difficoltà dal punto di vista economico, anche se nel mio territorio quando riguarda l'uva viene quasi sostituita come cultura dalla mandorla. Abbiamo noi grande produzione di mandorla, stiamo cercando di incentivare quel settore, però ripeto, la crisi c'è, è una crisi abbastanza sostanziale e toccabile, e quindi noi dobbiamo cercare come amministrazione comunale, e mi auguro che tutti i sindaci, non solo quelli che facciamo parte di quest'ambito, ma tutti, perché ritengo che il problema non è solo del territorio agrigentino, nisseno, ma penso che sia un problema regionale, un problema nazionale. Nel pomeriggio di oggi dovrebbe nascere il nuovo governo, il governo Meloni. Come ha detto la stessa Giorgia Meloni, c'è l'urgenza di affrontare le emergenze sia nazionali che internazionali. Vediamo. Si sono appena concluse le consultazioni con il capo dello Stato Sergio Mattarella. L'ultimo raggruppamento politico, ma quello più importante, è stato quello del centrodestra, formato dalla coalizione di Forza Italia, Lega, Salvini, Meloni per rappresentare Fratelli d'Italia e Lupi per Noi Moderati. Giorgia Meloni ha affermato la necessità che ha avuto nel colloquio con il presidente Mattarella di dare immediatamente, in tempi brevissimi, un nuovo governo e rispondere alle urgenze del momento. Noi siamo pronti, ha dichiarato la Meloni, a governare. La delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra ha incontrato il presidente Mattarella, ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo nel minore tempo possibile, perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello nazionale, a livello internazionale. Tutta la coalizione che si è non a caso presentata insieme questa mattina alle consultazioni ha dato una indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo al Presidente della Repubblica l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Noi attendiamo ovviamente ora le determinazioni del Presidente della Repubblica, che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare della storia della nazione, e ovviamente già da ora annunciamo che siamo pronti perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile. Grazie a tutti. Vittima di uno scippo una pensionata di 81 anni nel centro storico di Agrigento. La donna si trovava in via Orazio quando è stata avvicinata dai delinquenti che le hanno portato via la borsa contenente 1.600 euro. Avviate le indagini per risalire agli autori dello scippo. Torna il treno storico dei Templi domenica 6 novembre da Palermo a Porto Empedocle. Arturo Cantella. Dopo mesi di stop causato dai lavori di riqualificazione della linea Agrigento-Bassa-Porto Empedocle, domenica 6 novembre torna l'atteso e tradizionale appuntamento con il treno storico dei Templi, che partendo da Palermo Centrale e percorrendo l'entroterra siciliano raggiungerà il parco archeologico di Agrigento e il borgo marinaro di Porto Empedocle. L'iniziativa è dell'Associazione Ferrovie Caos, convenzionata con le fondazioni Ferrovie dello Stato italiane, in collaborazione con Trenodoc Palermo, il Fondo Ambiente Italiano e l'Archeoclub I Luoghi di Empedocle. Abbiamo voluto organizzare questo evento, si legge in una nota stampa dell'Associazione Ferrovia Caos, a firma del presidente Mauro Indelicato, per sopperire al mancato funzionamento
per sopperire al mancato finanziamento dei treni storici per l'anno in corso da parte del governo regionale. Ringraziamo Fondazione Ferrovie dello Stato per il sostegno e la vicinanza ai cittadini siciliani privati di questo servizio per scelte che appaiono illogiche dal punto di vista strategico. A prescindere da questa amara riflessione, prosegue la nota, domenica 6 novembre offriremo ai turisti che vorranno viaggiare a bordo del treno storico un programma ricco di eventi, capace di soddisfare le esigenze di chi vuole vivere una giornata ricca di storia, cultura e tradizioni. Numerose saranno le iniziative proposte ai viaggiatori. Il treno partirà alle 7:50 da Palermo Centrale, effettuerà fermate intermediarie nelle stazioni di Bagheria, Termini Imerese, Roccapalumba, Cammarata, Agrigento Bassa, alle ore 10:59 previsto l'arrivo. Dalla stazione di Agrigento Bassa origina la mitica Ferrovia dei Templi, ultimo residuo della gloriosa linea che collegava Agrigento a Castelvetrano, passando per Porto Empedocle, Ribera e Sciacca, chiusa al traffico dal 1978. Alle 11:15 il treno raggiungerà la rinomata stazione Tempio di Vulcano, ubicata nel cuore della Valle dei Templi. Qui i viaggiatori avranno l'opportunità di scendere, accolti dagli operatori del FAI. Trascorreranno una giornata all'interno del leggendario Giardino della Colimpetra. Chi intende invece proseguire il proprio viaggio fino a Porto Empedocle, la vigata letteraria del commissario Montalbano potrà raggiungere in treno l'800esca stazione di Porto Empedocle Centrale con arrivo alle 11:33. I viaggiatori potranno così visitare e scoprire le meraviglie di questo impianto per poi proseguire il tour alla scoperta di Porto Empedocle con le guide della locale sezione dell'Archeo Club. Il treno di ritorno per Palermo partirà dalla stazione di Porto Empedocle alle 17:07 e da Tempio di Vulcano alle 17:15, con arrivo a Palermo previsto per le 20:26. Per maggiori informazioni rivolgersi a info@ferroviecaos.it o alla Fondazione Ferrovie dello Stato. Fogna a mare a Messina, già programmati gli interventi, vediamo. Le nostre foci, diciamo dei torrenti cittadini, quelli tombati per la maggior parte, presentano e manifestano dei problemi solo in concomitanza di eventi meteorici particolari o quando c'è qualche problema tecnico. Nel frattempo però, oltre a questi interventi di messa in sicurezza d'emergenza, abbiamo programmato e progettato le risoluzioni definitive ed oggi, grazie ai fondi del PNRR o del Masterplan, li stiamo mettendo in atto. Queste progettazioni, che riguardano sia la Cassina ma anche le reti fognarie del tutto pulito dei torrenti, costano circa 25 milioni di euro sul settore fognario, in particolare sul progetto della Cassina, che il 30 ottobre la Regione manderà sulla misura M2 e C4 del PNRR. Abbiamo 7 milioni di euro per lo svuotamento totale della Cassina stesso, mentre per 3 milioni di euro toglieremo gli scarichi abusivi dei torrenti con il progetto tutto pulito, 3 milioni e 3 per l'esattezza. Questi due progetti per il centro città risolveranno in maniera definitiva quella che è la problematica degli scarichi fognari nei torrenti. Nel frattempo però abbiamo implementato ed incrementato quelli sono i controlli e le messe in sicurezza d'emergenza, per cui avremo sempre meno di questi problemi. Ecco, già voi nel 2019 avevate scoperto, per restare sul tema del torrente Sallicano, la presenza addirittura di 150 allacci abusivi. Sì, noi per allaccio abusivo dobbiamo dargli una definizione. L'allaccio abusivo è chiaramente colui che si allaccia alla rete fognaria senza autorizzazione. Io li chiamerei allacci inusuali, nel senso che se io mi allaccio a una rete delle acque bianche è abusiva anche quella, per cui poi le acque bianche vanno nei torrenti e io sono costretto a collegare un'acqua bianca nello scarico fognario, incremento e poi la fognatura non ce la fa più. Quindi purtroppo il centro città di queste condizioni ancora ne vive, erano chiaramente delle retoriche, delle modalità che il passato contemplava nella sua ordinarietà e normalità, ma questo non può più avvenire. Quindi da questo punto di vista saremo ancora più rigidi nell'individuare e denunciare quelli che sono appunto gli scarichi, chiamiamolo abusivi, nelle acque bianche, perché poi queste qua vanno a finire nei torrenti. Gli scarichi abusivi senza autorizzazione, abbiamo fatto un'ordinanza sindacale qualche anno fa, se ricordate, dove il sindaco diciamo, intimava ai capi condomini, ma anche ai proprietari di abitazione, di denunciarsi, e questo è avvenuto. Magari ora è passato un po' di moda, io chiederò che questa venga riemessa, prorogata o che venga di nuovo portata alla ribalta, perché quella è un'ordinanza che non è scaduta, nel senso che avevano un tot di tempo per rimettersi in regola, ma può essere emessa di nuovo dal nuovo sindaco e quindi ricominceremo di nuovo la caccia agli abusivi.
E restiamo nel Messinese, 2 persone denunciate a Spadafora per una discarica non autorizzata e abbandono di rifiuti. Una nuova operazione a tutela dell'ambiente è stata portata a termine dalla Polizia Metropolitana di Messina, che ha denunciato in stato di libertà 2 persone per gestione di discarica non autorizzata e abbandono di rifiuti. Nei giorni scorsi gli uomini della sezione specialistica, diretti dal sostituto commissario Giovanni Ruggeri e coordinati dal comandante Daniele Lopresti, hanno notato in un terreno adiacente alla strada provinciale 55 nel comune di Spadafora la presenza di una discarica non autorizzata utilizzata come area di deposito e parziale stoccaggio di rifiuti di vario tipo provenienti da scarti di natura edilizia e non solo. Dopo una serie di appostamenti e di pedinamenti, gli agenti coglievano in flagranza un giovane della zona tirrenica che, utilizzando un autocarro per il trasporto di inerti, stava procedendo al deposito di materiale nell'area soggetta a controllo. Lo stesso veniva deferito in stato di libertà per abbandono di rifiuti. Il proprietario del terreno, convocato per i necessari chiarimenti, non ha fornito alcun titolo autorizzativo circa la gestione dei rifiuti e conseguentemente si è proceduto al suo deferimento in stato di libertà per il reato di gestione di discarica non autorizzata. Al termine dell'operazione è stato operato il sequestro penale di circa 2000 metri quadrati di terreno agricolo per impedire la reiterazione dei reati contestati. Sorella Sanità, un vero terremoto in Sicilia con le operazioni della Guardia di Finanza. Gare truccate nella sanità per 700 milioni, 10 le misure cautelari, mazzette a funzionari e pubblici per aggiudicarsi gli appalti. Questo è il tema di una grossa operazione organizzata dai finanzieri di Palermo, che hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 10 persone, una finita in carcere, 4 ai domiciliari e 5 destinatari di obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito di un'attenta indagine su un giro di tangenti per centinaia di migliaia di euro e gare truccate per 700 milioni in alcune aziende sanitarie siciliane. Per 3 di loro è stata disposta la misura interdittiva di 1 anno. Gli indagati sono accusati a vario titolo di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, riciclaggio, emissioni di fatture per opposizioni inesistenti. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro di oltre 700.000 euro, che sarebbe il prezzo della corruzione, e a carico di 3 società il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per 1 anno. Le indagini sono state coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia, condotte dai militari del nucleo della Polizia Economico-Finanziaria Gruppo Tutela Spesa Pubblica di Palermo, e sono la prosecuzione dell'inchiesta denominata Sorella Sanità, che a maggio del 2020 ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di altre 13 persone, tra i quali il manager dell'ASP di Trapani e di Palermo Fabio Damiani e Antonio Candela, già processati e condannati in primo grado. Le indagini hanno accertato nuove ipotesi di corruzione e di turbativa relative ad altre gare pubbliche in ambito sanitario. È passata e tu non sei tornata. Mi tradiva da qualche mese, stamattina mi ha detto di non amarmi più. Ho perso la testa per gelosia, l'ho accoltellata mentre era sul water. Così confessò Salvatore Baglion il 7 febbraio dello scorso anno, poche ore dopo aver ucciso la moglie, nonché madre dei loro 3 figli. Lei era Piera Napoli, cantante neomelodica di appena 33 anni, bellissima. La prima sezione della Corte d'Assise ha deciso di condannare l'uomo all'ergastolo dopo oltre 4 ore di Camera di Consiglio. La Corte presieduta da Sergio Gulotta ha così accolto le richieste della Procura, che aveva invocato la massima pena, e anche della famiglia della vittima, che si è costituita parte civile attraverso gli avvocati Massimiliano Ficarra, Francesca Legnazzi e Silvana Laura Terrasi. Tra le pene accessorie è stata dichiarata anche la decadenza della responsabilità genitoriale per Baglione. Inoltre,
I giudici hanno riconosciuto a titolo di risarcimento del danno provvisionali per 450.000 euro in tutto ai 3 figli della coppia, 200.000 euro ai genitori della vittima, 40.000 euro a ciascuna delle 2 sorelle, nonché 5.000 euro a ognuna delle 4 associazioni impegnate nella lotta alla violenza contro le donne, anch'esse costituite. Non è passata quindi la tesi del raptus e della presunta incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del delitto, sostenuta anche con una consulenza di parte nella sua difesa. La lucidità di Baglione è stata invece accertata non solo da una consulenza del PM, l'inchiesta dei carabinieri era stata coordinata dal sostituto Federica Paiola, oggi in servizio a Genova, ma anche da una perizia disposta dalla stessa Corte d'Assise. L'omicidio di Piera Napoli avvenne nella casa di via Vanvitelli a Cruilias, dove viveva col marito. Il rapporto, come emerso dalle indagini, era in crisi. In particolare Baglione si sarebbe convinto che la moglie lo tradisse la mattina del 7 febbraio al culmine di una lite, l'ennesima. Le sferrò decine di coltellate e la uccise. Caro papà, già sono passati 10 anni, ma non mi arrendo, sto ancora stagione. Qualche minuto dopo pubblicò alcuni post su Facebook, tra cui uno con una foto di Robert De Niro e una frase sul rispetto. Poi aveva ripulito il coltello, si era ben lavato, aveva persino preparato una valigia con tutto l'occorrente per andare a suo dire in carcere e si era anche preoccupato di allontanare i figli affinché non assistessero al massacro della mamma. Da qui per l'accusa la sussistenza non solo della premeditazione, ma anche la prova che Baglione fosse perfettamente in grado di intendere e di volere. L'uomo andò poi dai carabinieri, dove confessò il delitto. Dal dibattimento, in particolare dalle testimonianze della madre della vittima, Adele Alfonsetti, ma anche di altri parenti, l'esistenza di questa presunta relazione extraconiugale non sarebbe invece emersa. E come disse la mamma in aula, lui non ha giustificazioni, anche se mia figlia avesse avuto un reggimento di soldati. Lui doveva lasciarla, non ammazzarla, era ossessivo e geloso. Piera non lo voleva lasciare, non voleva andare via da casa, lo diceva sempre, è il padre dei miei figli. La madre di Baglione invece lo aveva in qualche modo difeso. Mio figlio stava male, era dimagrito di 25 kg, piangeva. Piera l'aveva già tradito 9 anni fa. Lui, quando lo scoprì, le diede una testata e io temevo potesse farsi del male, dice ancora la mamma di Baglione, e infatti ho scoperto che si era infilato un coltello nella pancia. Ieri invece i giudici hanno deciso che l'uomo merita il carcere a vita. Adotta una mamma e il suo bambino, l'iniziativa del Lions Club Agrigento Chiaramonte. Arturo Cantella. Adotta una mamma e il suo bambino. Per il secondo anno consecutivo il Lions Agrigento Chiaramonte ha attivato il service per adottare una nascitura, garantendo a mamma e bimba tutto ciò cui necessitano per il suo primo anno di vita della piccola. La bambina verrà alla luce i primi di novembre da una coppia di senegalesi assistiti dalle suore salesiane di Don Bosco, che ieri hanno accolto i numerosi soci del Lions Club Agrigento Chiaramonte, diretto dal presidente Aldo Sessa. Suor Maria, madre superiore dell'Ordine delle Salesiane, ha ringraziato il club augurando che tutto il bene fatto dai soci possa ritornare ad ognuno di loro. Nel pomeriggio è stato allietato l'incontro con la futura mamma, con la mamma e la bimba adottata lo scorso anno sociale, con il Nutella Party organizzato dal club per i bambini dell'oratorio delle suore salesiane e per i bimbi familiari dei soci che hanno partecipato attivamente all'evento. Il presidente Sessa ha rivolto poi un ringraziamento particolare a Antonella Morriale, presidente della Casa del Bambino Ciffi di Favara, che ha confezionato e donato il corredino per la nascitura, al dottor Buongiorno Antonio Farmacia Glutebon, che ha donato una fornitura di pannolini, alla socia Lia Minio, che ha donato un grande quantitativo di Nutella per realizzare il Nutella Party. Il Lions Club Agrigento Chiaramonte ha dimostrato ancora una volta grande cuore che batte per la solidarietà, rispettando il motto dei Lions We Serve e del presidente internazionale Together We Can. Siamo alla pagina sportiva calcio. Domani l'Acragas in trasferta a Palermo.
Domani sabato 22 ottobre la capolista Akragas giocherà in trasferta contro la Parmonval per l'anticipo della 7ª giornata di andata del campionato di eccellenza Girone A. La partita si giocherà presso l'impianto sportivo di Partanna Mondello con inizio alle ore 15:30. L'Akragas attualmente in testa al campionato con 16 punti, seguita dall'Enna Calcio con 14, Dongaldo Misimmeri e la Mazzarese con 12 punti. Eccoci alla vigilia di Parmonval Akragas, si gioca domani pomeriggio sul campo in terra battuta di Partanna Mondello, una Parmonval in crisi di risultati ma che rimane un avversario ostico. Quali e quante difficoltà nasconde questa trasferta? In generale tutte le partite nascondono delle insidie, questa in maniera particolare dovuto al fatto che affrontiamo un avversario che non sta attraversando un buon periodo e sicuramente venderà a cara la pelle come hanno detto loro, quindi apprezzo molto il contesto Parmonval perché ogni anno riescono sempre poi alla fine ad uscire fuori l'energia che serve poi per raggiungere il loro obiettivo. È chiaro che per noi è una partita importante come lo sono state le precedenti e come saranno quelle in futuro. È chiaro che dobbiamo gestire al meglio, dobbiamo essere bravi ad adattarci al terreno di gioco. Dobbiamo gestire la partita come abbiamo fatto in passato. È chiaro che dobbiamo avere una mentalità, lo dobbiamo mantenere sempre. Domani avrai tutti a disposizione, recuperi anche Mansour che ha scontato i 2 turni di squalifica, avrai l'imbarazzo della scelta? Sì, come quasi ogni domenica è chiaro che è molto dura, molto difficile tenere fuori giocatori che meriterebbero di giocare in qualsiasi altra squadra, compreso l'Akragas, però è chiaro che sono qui per fare delle scelte, le scelte vanno fatte in funzione a tante cose, in funzione al nostro campionato, in funzione alle nostre ambizioni e quindi è chiaro che poi alla fine sono sempre delle scelte in buona fede. È ancora presto per parlarne, ma il primato solitario a +2 dalle inseguitrici cosa rappresenta per l'Akragas in questo momento? Niente se non diamo continuità, è chiaro che bisogna essere primi all'ultima partita di campionato, sappiamo che è ancora molto lunga, ci sono tante giornate da disputare, ci sono avversari come noi che hanno investito tanto sotto tutti i punti di vista e quindi per noi ogni partita è una finale. Cosa c'è dietro questo primato dell'Akragas? C'è tanto lavoro, c'è un lavoro certosino da parte dei ragazzi, da parte dello staff, da parte della società. È chiaro, ti ripeto, che ancora siamo agli inizi, siamo una pianta che sta venendo fuori. È chiaro che dobbiamo essere molto bravi nell'avere una mentalità e gestirla e mantenerla sempre in tutte le gare. Mansour, domani l'Akragas giocherà in trasferta contro la Parmonval sul campo in terra battuta di Partanna Mondello. Quale insidie nasconde questa trasferta? Ci saranno tante insidie come tutte le gare che abbiamo affrontato e come tutte le gare che affronteremo. Domani sarà ancora più dura su un campo in terra battuta, ma non ci saranno alibi per noi perché qualsiasi campo, qualsiasi avversario dobbiamo dare sempre il 100%, anche forse di più perché gli avversari lo faranno sicuramente contro di noi. Come l'avete preparata questa partita? Come tutte le partite dobbiamo essere attenti da quando inizia fino a quando finisce la gara. Sempre sul pezzo, sempre concentrati e con tantissima cattiveria che in questo campionato conta tantissimo. Torni in campo dopo 2 turni di squalifica, torni in campionato a giocare contro la Parmonval. Quanta voglia hai di riprenderti la tua Akragas? Sì, finalmente ritorno in campo anche in campionato, non ci voleva questa squalifica, però è il campionato, è così, ci sono squalifiche, ci sono infortuni, però abbiamo una squadra e una rosa attrezzata anche alle assenze che ci sono state e che ci saranno, quindi domani sarà una grande partita e darò tutto me stesso per riprendermi questa squadra. Un'ultima domanda, ti chiedo se nello spogliatoio guardate la classifica, l'Akragas è in testa da sola al comando a +2 dalle inseguitrici. Ovviamente noi la guardiamo, ma sappiamo che è il tipo di campionato che dobbiamo fare, quindi la guardiamo e non la guardiamo. Siamo primi, ma conta il risultato finale. Ora pensiamo già alla partita e pensiamo partita dopo partita, non alla classifica.
Concludiamo con un videoclip di Giuseppe Bennica realizzato sulla costa di Siculiana Marina. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Questo è il videoclip che vi proponiamo, cela messaggi di vita reale, come ognuno di noi si è impegnato in una sorta di missione contestualmente al periodo storico vissuto, girato dalle sapienti mani di Federico Dallicardillo, recitato da vari artisti, tra cui Giuseppe Gioppino Crapanzano, Peppe Trupia Angelo, di una bellissima Italia interpretata da una giovanissima Maria Grazia Seminario e da tanti altri amici attori che hanno seguito Bennica nel concreto sviluppo dell'opera, arrangiato e registrato negli studi di Carmelo Gallo, girato tra Agrigento, Favara e Siculiana. La tribù è bella e intelligente, sono i politici alla guida dell'astronave dei partitici. Questa notte vorrei fare una telefonata che duri un secolo alla mia amata. Questa notte vorrei fare, leggere e scrivere musica per salvare il mondo da questa sorda atomica. Ma che stai a fare? Se musica non sai fare, ma che stai a fare? Di che musica vuoi campare? Però colpa della criptovaluta, soldi veri non ne ho. Telefonami tu, che milioni non ne ho più. Telefonami tu, che soldini non ne stampo più. Colpa delle 1000 troppe intercettazioni, che ti scordi un attimo e ti perdi 10, 9, 8, 7 mila milioni. Era meglio la cabina col gettone a tempo che le videochiamate delle amanti truccate con il filtro dell'attrice del momento. Il giocattolo si è rotto, le tariffe fanno il botto. E poi tu sei uno schianto, aspettando arriverà quel tormento che mi dà il sapore della tua immunità. Democrazia assente, anarchia presidente, ambasciatore a malincuore, in missione per amore. Quanto costa la pace? Guadagnando con la guerra. Quanto costa la guerra? Per guadagnarsi un po' di pace. Però io la fame del mondo la salverò. Telefonami tu, che milioni non ne ho più. Telefonami tu, che redazionali non me ne scrive più. Primo piatto al ministro, scusi ancora se insisto. L'ho votata al ballottaggio, vivo solo da giotaggio, lei è premio oppure no? Se mi dà il suo numero, la vorrei chiamare e mandarle un po' di sticche dell'umore del suo popolo, da Roma fino a Romolo, la spesa crescente, alla borsa calante, alle stelle carburante, mi assume oppure no? E poi tu sei uno schianto, aspettando arriverà quel tormento che mi dà il sapore della tua immunità. Non sono produttivo, però mi sento vivo. Non sono produttivo, però mi sento un divo. Telefonami tu, che milioni non ne ho più. Telefonami
per non chiamarti più